Ben ritrovati! Nel Veneto, partendo dalle lagune, passando per i laghi, attraverso le grandi pianure, fino ad arrivare all'arco alpino, le ville sono luoghi simbolo, edifici storici che sono parte integrante del territorio, del paesaggio e del ricco patrimonio di questa regione. Oggi vi condurremo in un viaggio alla scoperta di una di queste ville. Ci troviamo ai piedi dei Colli Asolani, nel versante trevigiano della Pedemontana, e quella che visiteremo oggi è Villa Razzolini Loredan. Allora andiamo a scoprirla. Villa è nata nel 1700 e si chiamava Villa Loredan Trentinaglia, quando l'ho acquistata io, mentre il vero nome sarebbe Villa Razzolini. Erano i Razzolini nel 1700 che hanno costruito questa villa, praticamente edificata la parte centrale, poi il resto è stato fatto dalle altre proprietà. È una villa veneta, inserita nel contesto proprio delle ville venete, perché rispecchia proprio tutte quante quelle che sono le caratteristiche delle ville che in tutto il Veneto troviamo come storia del nostro territorio. Di norma le ville, quando venivano fatte, il proprietario metteva il suo nome. I Razzolini, a suo tempo nobili, hanno messo il loro nome. Poi le hanno prese i Loredan e hanno messo il Loredan, Razzolini Loredan, e poi è arrivato Trentinaglia. Io ho tolto l'ultimo, non ho messo il mio nome come villa, perché è corretto rispettare i primi due proprietari, Razzolini e Loredan, proprio perché a mio avviso la storia fa parte di rispettare anche chi ha messo in piedi le strutture storiche. Villa Emo è sempre stata Villa Emo, Villa Contarini è sempre stata Villa Contarini, proprio per un fatto storico che cambiare il nome perché cambia il proprietario io non lo vedo corretto, insomma. La struttura, la parte centrale, questa è aperta al pubblico perché è un ristorante a tutti gli effetti, di conseguenza il pubblico può tranquillamente partecipare qua e fare gli eventi e tutto. Abbiamo la barchessa che una volta era adibita a granaio e alle stalle, diciamo così, che quella invece viene utilizzata per fare banchetti dove noleggiano la sala, eccetera. E abbiamo invece la parte est, che è la zona in cui dormivano gli inservienti dei nobili del Settecento. Quella invece abbiamo fatto delle stanze, degli uffici, dei punti di incontro, magari di qualche associazione che ha piacere di avere un angolo riservato per poter fare il loro punto di incontro, insomma. La villa è un esempio di architettura seicentesca. È stata realizzata con stili, materiali e da artisti provenienti dal territorio, inizialmente anche grazie all'influenza che al tempo la Serenissima esercitava su queste terre. Il corpo principale è formato da un ampio salone centrale d'ingresso e da 3 salette attigue. Salendo al piano superiore, entriamo all'interno del salone del piano nobile, ampio e luminoso, contornato da un ballatoio in legno e da un'ampia volta, che fanno da cornice a un affresco davvero suggestivo che raffigura Venere e Cupido. L'opera risale all'inizio del Novecento ed è stata realizzata dal pittore Noè Bordignon. Pochissime ville hanno dipinti così grandi ancora integri all'interno della villa, spesso scrostati, spesso. Quando io l'ho presa aveva dei particolari, aveva come si vede, dei restauri da fare. Ho chiamato per prima cosa subito dei pittori inerenti alle ville venete per poter restaurare questo dipinto del Noè Bordignon. Ville venete ognuna ha la sua storia. Questa per esempio rappresenta il fatto che i nobili mangiavano nella sala sotto col tavolo ovale e sopra nel ballatoio c'erano i musici che facevano la musica. Questa è una cosa che in poche ville si trova.
Però il fatto che ci sia un salone centrale con un dipinto così importante, con il fatto che i nobili mangiavano sotto e sopra avevano i musici che suonava, è una cosa che sembra di fantascienza, però è una cosa che è successa. Per dar l'idea, noi abbiamo avuto un concerto di Amedeo Minghi qua dentro, sempre per il Giubileo 2000, lui cantava sotto e sopra c'era la gente che lo ascoltava e girava e si respirava un po' l'aria settecentesca di questi eventi che venivano fatti con i nobili che erano in 7-8 a mangiare su questo tavolo ovale e sopra c'erano i musici che gli facevano la musica. All'esterno la villa è immersa in un ampio parco ricco di piante secolari, in cui si possono fare lunghe e rilassanti passeggiate. Da qui, inoltre, si può godere della vista della suggestiva e antica Rocca di Asolo. La villa si trova al crocevia tra i luoghi principali della Pedemontana trevigiana. Dista infatti pochi chilometri da Asolo, Possagno, Bassano del Grappa, Castelfranco Veneto, Cittadella, Marostica e il massiccio del Grappa. L'edificio è luogo culturale ed enogastronomico di punta per il territorio, senza dubbio una delle perle raffinate del patrimonio veneto. Oggi Villa Razzolini Loredan appartiene alla famiglia Dussin. È inserita negli itinerari turistici enogastronomici dei viaggiatori nazionali e internazionali. Questo grazie all'eleganza della struttura e alla rinomata cucina, ma anche per la vicinanza a mete turistiche di grande attrattiva. Nella zona sono infatti presenti numerosi itinerari di carattere naturalistico, storico, artistico e culturale. Noi facciamo servizio di ristorazione in questa villa centrale, servizio anche per quanto concerne riunioni, proloco, alpini e altre cose perché siamo a disposizione del pubblico e poi il parco fuori viene utilizzato durante l'estate anche per i bambini perché è un parco di 30.000 metri quadrati senza pericoli di strade o di altri pericoli per i bambini, mettono dei parco giochi fuori, dei palloni gonfiabili eccetera, proprio per far gustare ai bambini il verde e la tranquillità di poter giocare tranquilli. Diciamo che la storia è di qua, davanti quando facciamo giocare i bambini avremo il futuro che faranno loro la storia. Far vivere i bambini all'interno di questa struttura vuol dire far vivere loro anche un po' di storia che magari saranno quelli che la porteranno avanti. Noi di norma, come ristoratori, facciamo gustare tutti i prodotti del territorio, stagionali. Siamo un po' allergici al fatto del congelato, perché a mio avviso la cucina è stagionale. Quando c'è il carciofo, radicchio, gli asparagi. La villa fa parte anche del circuito degli ristoratori bassanesi, in cui abbiamo anche, l'onore o l'onere di essere presidente dei ristoratori bassanesi e questo permette di far girare anche i vari ristoranti all'interno delle strutture. Sul fatto delle ville, secondo me la storia non va dimenticata, va valorizzata e specialmente vanno salvaguardate le nostre storie, culture venete, senza dover fare di tutta un'erba un fascio, invece per essere, non voglio dire nazionalisti, vorrei dire amanti del territorio e conservare quello che è la nostra storia. Perché Venezia e 1600 anni di storia non è da buttare via, insomma. Questo ricordiamocelo, noi non siamo razzisti, siamo soltanto veneti, amiamo il nostro Veneto, le nostre strutture e amiamo le opere d'arte che vanno salvaguardate.
Nel retro della villa è presente un oratorio dedicato a San Giovanni Battista e a Santa Colomba. Recentemente è stata ritrovata la pala che un tempo decorava l'altare, un olio su tela raffigurante San Giovanni Battista che predica nel deserto. L'opera risale alla fine del 1600 e pare debba attribuirsi al critico e pittore bassanese Giambattista Volpato, che si ispira ad un più celebre dipinto di Tiziano Vecellio. Nel corso del tempo, dopo la caduta della Repubblica di Venezia, come tante altre strutture dell'epoca, purtroppo anche questo edificio venne lasciato via via in stato di abbandono e negli anni questa struttura ha subito numerosissimi restauri. Spiega la famiglia Dussin, ancora ne serviranno, in questo periodo in particolare per il recupero dei pavimenti in stile originale veneziano. Allora, io l'ho comprata dal dottor Luca Renato, che è mancato un mese fa, che dopo lui ha preso Cae Rizzo. A suo tempo lui aveva acquistato questa villa per fare un investimento economico. Quando l'ho presa io nel 94 era un locale dismesso, praticamente non c'era nessuno dentro a parte il custode, e dopo pian pianino abbiamo sistemato, messo a posto e nel 98 l'abbiamo aperta al pubblico. Abbiamo ospitato nel 99 la sede del Giubileo 2000 col cardinale Ruini, che è venuto lui a fare il promoter del Giubileo di Papa Giovanni Paolo II, e fino al 2005 abbiamo tenuto nella Barchessa, che vi dicevo, quella ad est, la sede dell'Opera Romana Pellegrinaggi. Adesso valuteremo per il prossimo Giubileo se hanno intenzione di riportare qua con Monsignor Andreatta la sede per il Giubileo del 2025, in modo tale che noi siamo ben felici, insomma, di avere qualche prete che prega qua dentro. Insomma, da qui è possibile capire la storia e le tradizioni di questo territorio e raggiungere alcuni dei luoghi più importanti della Pedemontana e del Veneto. Il nostro breve viaggio alla scoperta di questa suggestiva struttura seicentesca si conclude qui. Noi vi ringraziamo per averci seguito. Non resta che salutarci e darvi appuntamento alla prossima puntata. A presto!